questa icona del rock sardo, come mi piace chiamare, come viene spesso chiamato, che io personalmente non conoscevo. Ero stato tantissime volte in Sardegna, con Modena, con la Casa del Vento, con varie situazioni, però non l'avevo mai sinceramente conosciuto, anche perché spesso volentieri quando viene a suonare qua non c'è mai molto tempo di approfondire certe cose, a volte fai un concerto e poi parti per l'altro. Io uso la musica per tutto, uso la musica per pagare il mutuo e contemporaneamente per farmi passare il mal di schiena. E in mezzo a questi due estremi c'è il mondo, c'è qualsiasi cosa, c'è la voglia di esprimersi, il piacere di essere guardati. Se me la togli a questo punto della mia vita sono veramente in imbarazzo, non sono più niente. Camminando dentro il buio di un'altra notte. Devo dire, mi è subito piaciuto come approccio, sia come visione della musica e visione della vita in generale, perché io spesso dico che lui è un guerriero, nel senso che lui è di quelli che prende molto, fra virgolette, cane sciolto, li prende ancora, si prepara la sua roba, si monta il suo impianto, addirittura in certe situazioni, quando non è convinto delle potenzialità del locale, si porta le proprie luci. Io non ci sto, no, rovesciamola questa città, rovesciamola questa città, rovesciamola questa città. Il blues è precedente a me, io sono nato dopo. È vero, tutti mi dicono che sono un blues, ma è normale, se tu fai questo mestiere, che sei sempre lì, che poi guardate mi sto suonando, ho scritto delle canzoni, fai questo mestiere di esposizione continua. È normale che poi la gente abbia sempre un'idea di te, magari anche 1000 idee diverse di te. Proprio adesso che mi sento fragile e ho paura della luce e non ho più forze da bruciare, non ho più carte da giocare, adesso mi sento vuoto dentro, come se in un momento tutta la vita non avesse senso. Proprio adesso che divento debole ed il sangue nelle vene quasi non lo sento, è come fuoco spento, mi mancano le ali ed è finito il volo, cado giù verso il suolo, mi guardo intorno e mi accorgo di essere solo. Ho bisogno di vivere la musica, è necessario che io viva tutti gli aspetti poco idilliaci, a volte poco piacevoli, faticosi. Ancora un'altra notte andata, ancora una bottiglia vuota, spengo le mie illusioni, un'altra alba urla e mi spinge dentro un altro giorno inutile. Il padrone di casa, vedi? Ormai sono tosco sardo, cagliaretino. La bellissima casa d'Alberto dove insomma, si suona, nascono idee, si arrangiano i pezzi, è un po' il quartier generale di questo duo. Devo dire che mi sento veramente molto bene qua perché sta veramente un posto incantevole, a 2 passi dal mare, e oggi non ci crederete, ma è una giornata di autunno-inverno e vi è un sole splendido. Giro, giro tondo, solo contro il mondo, piedi fissi in terra, mente sempre in guerra. Quello che ha fatto Francesco è sentirlo e dirlo: bello questo, perché non proviamo a farlo? C'ho un'idea di metterci un violino sopra che secondo me ci sta bene. Suonare la stessa scaletta ogni sera e basta è una sorta di... mi sento un impiegato, mi sembra di stare in fonderia quasi, con tutte le dovute differenze. C'è un bambino che piange e un vecchio che lo tiene per mano. Il cimentarmi anche in tanti progetti diversi fa sì che poi torni al lavoro originale, quindi alla Scaletta di Modena, con rinnovato entusiasmo.
c'è la chitarra. Non c'è. Ma neanche la voce. Sono staccati i canali. Neanche la batteria. Sono staccati i canali. Questi sono i rapporti umani. Nel momento in cui tu non sei solo, ma sei anche per dire a lavorare su un pezzo, nel momento in cui tu collabori con un'altra persona, un musicista, tuo collaboratore oppure un produttore che ti dà il suo parere, ti mette le sue convinzioni, tutto questo può essere riciclato in creatività. Io devo correre. Per cui io penso che ognuno semplicemente deve trovare il suo modo e non è detto che lo trovi. Fino all'ultimo filo di fiato. Ma non che non sia possibile per chiunque, io penso che perché in fondo il succo è avere qualcosa da dire e chiunque ha qualcosa di interessante da dire. Morire di noia no. Chiunque. Io devo correre, correre, correre. Fino all'ultimo filo di fiato. Giocare, vincere, perdere. Morire di noia non è per me. Correre, correre, correre. Fino all'ultimo filo di fiato. Giocare, vincere, perdere. Morire di noia non è per me. Le mie mani vogliono toccare. La mia testa vuole girare. Il mio corpo vuole tremare. Se c'è un fuoco acceso davanti a me, perché non mi posso scaldare?